Partiamo dalla capitana del Villorba, sì, del Villorba, per antonomasia. Allora, insomma, c'è da difendere un titolo. Sì. Però credo che la finale ha vita propria. E quindi noi saremo lì sul campo a difendere un titolo, però penso che ogni anno sia dura, soprattutto arrivarci in finale e poi riuscire ad alzare quella coppa. È stato un campionato equilibrato, lo si è visto appunto dalla classifica, anche vedendo personalmente un po' le vostre partite, ho notato anche molto equilibrio, insomma, ognuna con le proprie caratteristiche come squadra, insomma. Forse il campionato più equilibrato da 2 anni a questa parte. C'è Colorno che è rimasto fuori dalla finale per una penalizzazione di punti iniziale, se no probabilmente noi stavamo a casa. O noi o loro non c'eravamo. Ha fatto un grandissimo campionato e penso che questa sia la strada giusta per continuare ad alzare il livello, perché riuscire a giocare delle partite in cui non sai quale sarà il risultato è sempre molto stimolante. Al tecnico, allora come avete preparato questa partita? Quali saranno, come si usa dire, le chiavi del match? Beh, allora preparata sicuramente molto bene, con i giorni gestiti molto bene. Soprattutto questa settimana qui è stata, secondo me, fatta soprattutto dalle ragazze con la giusta attitudine, la giusta mentalità e anche il giusto rapporto tra di loro in campo, perché comunque è uno sport un gioco dove le sinergie contano parecchio in campo, quindi sono state brave a gestire anche i momenti di allenamento, soprattutto in collettivo, ad usare le parole giuste, a essere motivate tra di loro, quindi sono degli aspetti che possono venire meno nel momento in cui prepari una finale, quindi il nervosismo, quindi quell'aspetto un po' emotivo può prendere un po' sopravvento, quindi devo dire che l'abbiamo preparata molto bene. Poi la finale è un 50-50, quindi arriviamo tutti e due con le stesse possibilità, quello che ho fatto in campionato viene annullato ed è, come dicevano anche loro, una partita a sé, quindi sicuramente i dettagli faranno la differenza. Ce ne sono molti nella partita, quindi dovremo essere bravi tutti noi a capire quali sono e a gestirli durante il match. Per te, allora, Mogliano 2 anni fa vi ha portato fortuna, no? Sì. Ecco, e secondo te che tipo di partita sarà? Perché voi insomma potete sfruttare grandi potenzialità, dobbiamo dirlo, delle avanti, e quindi è una caratteristica molto importante questa, ma non solo poi, perché non scherzate neanche sulla linea dei tre quarti. Beh, sicuramente sarà una partita combattuta, perché credo che siamo due squadre molto equilibrate e noi magari abbiamo un po' più di forza negli avanti, ma loro nei tre quarti comunque hanno gente valida e sicuramente sarà una partita dura, non è niente scontato e credo che sia noi che loro arriveremo pronte per giocare e mettere in campo noi stesse per poi portare a casa la partita, però sono d'accordo che non c'è nulla di scritto e domani sarà una partita a sé, botta secca, quindi dipenderà tutto da noi, da come entreremo in campo. Relativamente al discorso del periodo nel quale c'erano le due formazioni, le ragazze impegnate col 6 Nazioni, comunque Villorba è riuscito comunque a fare qualche test di partita con la Conference, no? Che tra le altre cose avete vinto, e per questioni numeriche appunto il Valsugana ha dovuto rinunciare alla semifinale, se non sbaglio. Ecco, questo comunque vi ha dato un'ulteriore mano da questo punto di vista, no? Sì, beh, sicuramente la finale giocata contro Colorno è stata importante, secondo me, sotto l'aspetto del carattere, perché la squadra ha subito 2 mete in 2 momenti importanti della partita e caratterialmente e mentalmente abbiamo reagito, secondo me, molto bene. Abbiamo continuato semplicemente a giocare in confidenza con quello che sappiamo fare
e poi negli ultimi 7-8 minuti della partita siamo noi usciti completamente nel senso positivo, che siamo veramente venute fuori in tutto quello che è stato anche la parte di preparazione fisica atletica intensa. Le nostre avversarie hanno ceduto un po' il passo, però la squadra ha dimostrato carattere, quindi non si è battuta davanti a essere sempre stata praticamente in svantaggio di punteggio, ha recuperato il punteggio, è rimasta a contatto, nel momento finale ha saputo anche poi siglare le mete decisive, quindi questa dimostrazione sicuramente di un gran carattere del gruppo, anche di una forza mentale non indifferente e secondo me della capacità di aver acquisito, di avere sicurezza in quello che si fa, quindi sicuramente ecco un aspetto positivo in vista poi probabilmente di un'altra partita che potrebbe essere un altro match punto a punto. Quindi l'obiettivo è di fare anche quest'anno doppietta, perché anche l'anno scorso avete fatto conference. Ragazzi, come ho detto al 6 Nazioni a Elisa Giordano, è fondamentale che i tavoli siano a questa altezza qui. Cioè, lo abbiamo detto anche a nome della gara, se era una forse la cosa più importante della conferenza. E che siano di ferro. Esatto. Vabbè, a parte le scongiuri, eccetera. Speriamo. Allora, una domanda ai due capitani che volevo fare. Cosa direte quando nello spogliatoio, così, non le parole esatte, ma quale sarà lo spirito con il quale inciterete le vostre compagne prima della partita? Vabbè, Giordi mi conosce, mi Escono escono le le vene. ovunque. No, quello di non mollare, semplicemente questo, di lottare dal primo minuto fino a quando non fischierà l'arbitro. Di crederci sempre. E forza Tigre.